bambini con gusto. Anche io vorrei iniziare ringraziando il comitato organizzatore nella persona del professor Antonio Bueno e tutti i presenti per l'attenzione che vorranno prestare a queste parole e a tutti coloro che per via attraverso la rete ci ascoltano. Il mio intervento verte sul teatro evangelizzatore. Il teatro catechetico fu un formidabile strumento di evangelizzazione, specie nei primi tempi dell'attività missionaria in Messico, che cioè dal 1530, anno al quale si fa risalire la prima rappresentazione, fino al termine del XVI secolo, quando questo teatro iniziò, con cui i missionari riuscirono a coniugare elementi della propria civiltà con i tratti culturali del popolo che stavano evangelizzando, motivo per cui occorre chiedersi con quale bagaglio i missionari giunsero in Messico, particolarmente per l'ambito concernente la rappresentazione spettacolare della materia sacra. Prescindo per ragioni di tempo che hanno dato di percorrere la parabola ideologico-estetica che dalle forme del teatro classico greco-latino condusse a quella del teatro religioso medievale, la cui tradizione nella penisola iberica fruttificò fino al XVI secolo e anche più avanti. Mi limito a ricordare che i dati di cui disponiamo relativi al teatro religioso e autos viejos con 96 fra auto, farsi e colloqui, composti fra il 1550 e il 1575, ma che raccoglievano dei pezzi che erano dei secoli anteriori, mostrano l'esistenza di una tradizione drammatica spagnola vincolata soprattutto alla festività del Corpus, le cui caratteristiche essenziali ricompaiono nel teatro evangelizzatore della Nuova Spagna. Questo consente di percepire l'importante ruolo della tradizione spettacolare iberica nella creazione di tale teatro missionario. Le caratteristiche che accomunano il teatro modello spagnolo con il teatro missionario nato in terra americana: la forma della rappresentazione, perché le opere erano messe in scena sempre come parte di una celebrazione, i temi rappresentati che sono quelli presenti già nella collezione spagnola Codiste e Autos Viejos che ho appena menzionato, e li richiamo, erano i cicli della Natività, i cicli della Pasqua, il ciclo biblico con eventi scenificati riferiti all'Antico Testamento, il ciclo mariano ovviamente dedicato alla Vergine e quello agiografico che aveva molto spesso come soggetto proprio le biografie dei grandi santi, proprio quella di San Francesco in primo luogo, a cui però si deve aggiungere, per ciò che concerne il teatro missionario, l'influenza della tradizione spettacolare di Moros e Cristianos, che fu, spero di illustrarlo. Altro punto è già utilizzato, che fu l'auto, intesa come commedia decotta in un atto, l'intento che era ovviamente didattico, morale, e il carattere collettivo. Le rappresentazioni erano infatti un fatto letterario dell'intera comunità, le cui spese per la messa in scena erano sostenute da molteplici gruppi sociali, capitolo cattedralizio, capellanie, conventi, confraternite. Per affrontare il nostro argomento non si può prescindere da richiamare le caratteristiche della predicazione francescana che in Europa avevano contribuito allo sviluppo del teatro religioso. Già il fondatore assisiate, Poderello d'Assisi, aveva compreso che la predicazione non poteva esaurirsi nell'omelia pronunciata dal pubblico. Per stabilire una piena comunicazione egli fa espressione drammatica, chiamava una persona mirante nera proprio la scenificazione agreggio della natività. Altre cose ma non mi soffermo. In effetti la predicazione dei francescani in Europa, pur più da lingua vulgare perché la Sacra Parola potesse essere compresa dal popolo, fu una delle principali cause del passaggio dal dramma liturgico in latino alla rappresentazione sacra in volgare, e influì fortemente anche sui temi delle drammatizzazioni sacre
straordinario rilievo, questo lo si vedrà anche nel teatro missionario, all'umanità di Gesù Cristo, ciclo della natività, ciclo della passione, e alcuni aspetti mariani quali il mistero dell'Assunzione. Seguendo il modello di Francesco, anche i confratelli francescani che andavano nelle immagini nell'opera d'apostolato e anche quello appunto dell'utilizzazione del veicolo spettacolare. Occorre aggiungere che i francescani italici percepirono immediatamente che le grandi culture americane come la Zeca, Maya e Inca avevano una concezione della vita con alti gradi di drammatismo. La pompa cerimoniale indigena era sicuramente más elaborada che los pueblos de Occidente e Norte d'Europa, osserva Orcasitas. E Salazar dice que la historia de Mesoamérica hay testimonios de la existencia de homenajes y espectáculos sagrados cultivados por los pueblos con narradores e intérpretes ataviados y con ricas coreografías, acompañamiento de cantos femeninos, música pentafónica y danzas. Globalmente esta producción escénica puede ser de carácter mítico y simbolico con una fuerte partecipazione politica. Ecco, tutto questo fu, per così dire, l'humus spettacolare su cui i frati francescani impiantarono il teatro missionario, sovrapponendo la loro azione evangelizzatrice a quelle ferventi manifestazioni drammatiche autoctone. Evidenzio che i missionari selezionarono alcuni di questi performativi della teatralità mesoamericana per inserirli nelle rappresentazioni di ambiente cristiano. Attinsero alle feste floreali, alle scenografie, ai costumi, a certe danze degli indigeni, comprendendo il valore di questi elementi drammatizzanti per diffondere la religione nuova e rettificare il paganesimo. L'impatto del teatro come forma di evangelizzazione in Messico. Le cronache riportano numeri altissimi di spettatori che arrivarono fino a 80.000 in alcune occasioni. Questo grande successo può essere ricondotto alla concomitanza di più fattori, senz'altro allo stile di predicazione francescano tendente alla drammatizzazione, come prima si diceva, ma anche alla ricchezza della cultura degli aztechi, che si dotarono anche l'altro della evangelizzazione per il bisogno che avevano di esprimere il grande raffinato patrimonio della loro arte drammatica nel mutato contesto dove vivevano ora la condizione di vita. E a questo proposito è esemplare un passo tratto dallo studio del testo teatro nahuatl di Orcasitas, che dice: in Messico i missionari si trovarono di fronte a un popolo intensamente religioso, vedere le vestigia di un'architettura che era servita come scenario per grandi spettacoli, e trovarono poi i resti di quella che era stata una società di specialisti della drammaturgia: cantori, attori, danzatori, buffoni, poeti, oratori, voci impostate per la declamazione, gente esperta nella memorizzazione che non dipendeva dal testo. Vi erano fioristi, scenografi, attori, artigiani per la confezione di abiti cerimoniali, di gioielli, piume e tessuti. In una parola, nel 1524 si trovarono senza lavoro molti professionisti legati alle rappresentazioni drammatiche, uomini che avevano gioito delle acclamazioni della folla nelle piazze prima della sua disfatta ad opera degli spagnoli, e ora nel 1524 la classe dirigente era l'ordine francescano. Considerando questo background, ci sarebbe da stupirsi se non fosse nato un teatro con l'arrivo dei missionari. Il progetto di evangelizzazione francescana proposto in forma di teatro poteva avanzare con successo anche perché le concezioni cosmogoniche e teologiche aborigene davano la possibilità di operare delle similitudini interpretative rispetto ai contenuti della dottrina cristiana. Come scrive Gonay Deus Aracano, il panteón azteca è strettamente vinculato a square della naturaleza distribuito in 3 espacios, el cielo, la tierra e l'inframundo, con el doloroso tributo de los sacrificios, contaba con algunas similitudes rituales que favorecieron el sincretismo de los aborígenes. El concepto de la creación, la idea de un Dios supremo, la existencia de una madre de la divinidad, la práctica
rituale una salvaciones, la creencia en el más allá y los vaticinios y presagios sobre los dioses blancos barbados favorecieron la defección del cristianismo. I francescani sfruttarono al massimo la possibilità che la rappresentazione religiosa offriva di combinare parola e immagine. Gli indios potevano vedere concretamente sul palcoscenico con i loro occhi chi erano Gesù, Maria, il demonio, e constatare nell'azione rappresentata l'influenza che essi esercitavano sulla vita degli uomini. Le idee della dottrina cristiana rappresentate erano quelle che costituivano l'essenza potente. Il paradiso come sede di felicità eterna per gli obbedienti e precetti e di converso l'inferno come luogo di dannazione e di sofferenza per coloro che non riconoscevano o trasgredivano la legge di Dio. Altro concetto ampiamente rappresentato era quello del demonio inteso come angelo decaduto, sconfitto da San Michele, che cercava di mandare alla perdizione gli uomini, e di Maria come materna intermediaria fra Dio e l'umanità, che desiderava ardentemente la salvezza dei figli e intercedeva per loro.